Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Max Payne 3. Quest'oggi ci troviamo nella sala principale della nostra stazione di polizia. Come potete vedere abbiamo appena adesso attraversato la porta rossa che ci eravamo lasciati alle spalle nel gameplay precedente, ma non c'era niente di alquanto sospetto, ovvero solo due stronzetti poliziotti che cercavano di farci fuori. Però a quanto pare ce la siamo cavata abbastanza bene. Allora vediamo un po', dobbiamo continuare la nostra missione dentro questa centrale di polizia. Diamo un'occhiatina, questa deve essere la sala delle telecamere dove ovviamente terranno sotto controllo il tutto, ed ecco che parte un bel filmato. Diamo un'occhiata a che cosa riuscirà a trovare il nostro caro Max Norris, ragazzi. Dei computer, ovviamente di qua terranno d'occhio tutta la stazione di polizia. Ecco, vediamo un po'. That's what happens when you hand some roided up halfwit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. Ovviamente ragazzi i fucili che avete visto bene nelle telecamere sono per noi, addirittura le bombe fumogene, guardate un po', e ritrovano anche dei laser, dei mirini laser verdi. Però abbiamo uno dei nostri migliori amici qui alla nostra sinistra, ovvero questo bel antidolorifico, l'unico di cui ci possiamo fidare. Stiamo molto attenti, guardate questo primo stronzetto davanti a noi. Vediamo di maciullarlo per bene. Ottimo, ci siamo beccati solo qualche pallottola alle gambe, però hanno le maschere antigas e mi sa che il nostro Max sta iniziando a lacrimare sangue con questi fumogeni dannati. Ci sono circa 4 avversari, ecco il primo che sta arrivando. Mettiamolo al tappeto, maledetto. E che sono imbottiti poi fino ai denti con questi equipaggiamenti. Proprio aveva ragione Max, pare che stanno andando a uccidere non so che cosa. Siamo gli unici dentro questa base di polizia a combattere, oltre a quei criminali. Mamma mia, guardate quello che c'è qua dentro ragazzi. Diamo un'occhiata se c'è qualche altro antidolorifico e stiamo terminando. Oh Dio! Guardate questo stronzetto. Gli abbiamo fatto 3-4 punture nel sederino. Ok, a posto. Chissà se gli possiamo rubare la maschera antigas. Ah, a quanto pare l'effetto è terminato. Merdosi. Bene, mi sa che abbiamo terminato i colpi ragazzi. Dobbiamo affidarci solo alla vecchia guardia, alle pistoline della seconda guerra mondiale, queste Colt. Vediamo se abbiamo un po' di precisione. Ottimo il nostro Max. Anche sparando al coperto è riuscito a beccarlo. Gli ha annientato lo sparviero a questo ragazzone qua a terra. Benissimo. C'è una bombola di... un estintore. Probabilmente lo possiamo utilizzare come via di fuga. Vediamo un po' se possiamo ammazzare questo ultimo pezzettino di merda. Siamo nella segreteria ragazzi. Avanti crepa stronzo. Oh, ma Max una mira impressionante anche dal coperto. Ok, perfetto, abbiamo risparmiato anche un bel antidolorifico. Rimane Psicomantis qui ragazzi. Vediamo se riusciamo a farlo fuori. Perfetto, abbiamo direttamente l'inquadratura di Psicomantis della serie di Metal Gear ragazzi. Ci assomiglia a Psicomantis, guardate un po' ragazzi, non so se avete mai giocato a Metal Gear, un gioco risalente più a 10 anni fa mi sembra, più o meno a 10 anni fa. Comunque era uno degli antagonisti del protagonista, che in pratica il suo compito era quello di leggere nella mente, e a quanto pare ci hanno letto nella mente, infatti sapevano esattamente dove ci trovavamo. Allora, vediamo un po' di ricaricare il tutto. Che arma abbiamo preso? Un bel SAF 40, ovviamente arma da intrusione dai membri della SWAT. Ok, le porte dell'ascensore erano aperte, però Max vorrei trovare anche qualche antidolorifico, magari un... questo che cos'è? Cartois Signeux, chissà che cos'è. Ah, c'è una bella arma dorata, abbiamo completato il comando finalmente, trova tutti i pezzi del G6 d'oro, perfetto, qui c'è un bel Asus ragazzi, mi sa che non ce lo possiamo portare a casa perché non abbiamo più spazio nelle tasche. Allora, vediamo un po' qui intorno, un'altra bella porta rossa. Niente ragazzi, dobbiamo per forza salire al piano superiore. C'è una bella mappa concettuale qui. Allora, noi siamo qui e per fuggire dobbiamo andare qui. Non ho capito niente, il piano di evacuazione non funziona. Comunque, saliamo al quarto piano ragazzi. Avanti Max. Comunque un'ottima azione del nostro caro amicone. Ci stiamo avvicinando alla fine del gioco, ma diventa sempre più intrigante ragazzi. Mamma mia, una cosa fantastica. Oi, che succede? Sentono rumori. Cosa hai imparato, Max? Schwarzenegger, ragazzi, guardate i bicipiti di Max come si contraggono per aprire direttamente queste ante, queste porte dell'ascensore. Ok, vediamo un po', siamo al quarto piano. No, 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 non è sintomo di buone cose. Meno male che abbiamo la nostra bella Colt, come la chiamo io, la vecchia guardia. Siamo riusciti a farli fuori.
There was no point in putting it off any longer. Calma ragazzi, c'è qualcuno qua dentro l'ufficio del capo. Il capo probabilmente era un dottore che se la stava spassando giocando a blackjack e fumando sigari messicani. Una bella bottiglia di whisky e una pistola sono proprio tutto quello che ci vuole per una serata con gli amici. Ma questo più che un casino era una specie di deposito rudimentale. Vediamo un po'. Ok, siamo usciti dall'altra parte, ce ne sono bevande, un po' di grog c'è? No, purtroppo no. Diamo un'occhiata a queste parti. Niente, antidolorifici ne abbiamo ben 3, probabilmente ci aspetterà tutta l'intera armata. Diamo un'occhiata, probabilmente da questa porta dobbiamo entrare. Meglio imbracciare il nostro fucile, è più sicuro delle armi antiche. Bene, imbracciamolo Max. Ma non è molto preciso questo fucile ragazzi, mamma mia, ci hanno riempito di piombo. Vediamo un po' se entrano e hanno il coraggio di aprire queste porte. Vediamo se ce la facciamo con un proiettile ad spalancare la porta. A quanto pare no. Ok, facciamoci un po' di stradina. Ok, diamo un'occhiata con calma ragazzi, perché sarà pieno. Ah! Brutto stronzo! Ci sta ammazzando. Meno male che abbiamo ancora un colpo in canna per fargli ricordare chi siamo. Adesso ci ritroveremo a terra però con un bel antidolorifico nello stomaco. Ok, calma Max, molta calma. Io direi ragazzi di non buttarci con il bullet time, altrimenti ci farebbero solo a pezzi. Ma chissà se c'è un'altra uscita da questa parte. Vediamo. È che non ho guardato con precisione prima. C'è un armadio. Chissà se è un passaggio segreto. No, purtroppo no. Ok, mi sa che dobbiamo affrontare il tutto proprio con saggezza. Ok, usciamo sempre con calma. Diamo un'occhiatina. Oh, è qui ragazzi. Calma. Vediamo un po' come fare. I colpi passano attraverso. Questo mi ammazza però. È impossibile però uscire di qui. Mamma mia quanti ce ne sono. Stanno entrando tutti. Allora l'unica cosa da fare è andare direttamente con il nostro bullet time. Prendiamoci le pistole, lasciamo perdere il tutto. Come va ragazzi? O la va o la spacca. Dove sono? Ah, eccolo. L'abbiamo ammazzato? Scappa Max. Ce ne sono altri? Eccolo. Eccolo. Maledetto. Via. Pezzettino di merda. Tu e questa faccia da stronzo che hai. Gliel'abbiamo maciullata ragazzi. Ce ne sono ancora? Eccoli. Maledizione, non abbiamo più armi. Prendiamoci questo bel mitra. Forza, ti vuoi mettere contro di me, brutto stronzo. Guarda, pelato contro pelato ragazzi. Vediamo chi vincerà. Speriamo nessun attacco alle retrovie. Brutto pelatone di merda. Ci stanno attaccando 12 colpi nel caricatore. Benissimo, attenzione. Maledetto, chi è questo qua ragazzi? Prendiamoci la nostra bella pistola, mettiamolo fuori uso. Ok, ce l'abbiamo fatta. Il pezzo grosso. Arriva l'antidolorifico. Oh mio Dio, non abbiamo colpi neanche nelle pistole. Max, calma. Questo ci insegue ragazzi. Girati Max, girati quella pistola di cacca. Avanti. Bene, l'abbiamo preso. Via di qui. Via Max. Spara con tutto quello che hai. Di nuovo, via di qui. Madonna mia, un colpo ci ammazza questo. Ok. Madonna, quanto è forte questo gorillone di merda. Via. Ma non ha neanche tempo di ricarica questo qua. Spariamo. Ce l'abbiamo fatta. Grande Max, il gorilla l'abbiamo fatta a pezzi. Finalmente con la vecchia guardia, le pistolone. Qua riescono a metterlo al tappeto a questo grandissimo pezzettino di merda. Ok, vediamo un po' che arma aveva questo fucilaccio qua. Ok, ricarichiamo. Mamma mia ragazzi, che impresa. Il nostro Max Norris, davvero un grandissimo eroe. Ci ha fatto fuori un'intera troupe di soldati solo con 2 pistoline e solo qualche pillolina. Mamma mia. Eccone altre pilloline. Questi sono più potenti Max. Però potevamo analizzare il portatile, vediamo un po'. Sal Palo's own David and Goliath. I'd pinned De Silva as a coward, but he'd risked more than anyone, and he'd never taken a bribe. Un altro bell'indizio da parte il dossier su De Silva, ovvero il poliziotto che ci aveva portato all'hotel. Questo fucile me lo tengo ragazzi, molto importante. Ancora arancini, ho visto che vi piacciono tanto, però non ce li possiamo mangiare perché il nostro Max sta molto male di stomaco con tutte queste pillole che si prende continuamente. Bene, andiamo avanti, qui non c'è più niente da vedere. Esamina il file cartaceo. Cartaceo, addirittura file, ecco. Che confusione ragazzi, a quanto pare abbiamo avuto un bel dossier politico che è stato esaminato, abbiamo avuto qualche notizia su coloro che avevano assaltato la barca. Ok. Che stai cercando Max? La chiave. 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine.
Ok, stiamo molto attenti ragazzi, perché siamo in una stanza probabilmente dove effettuavano tirocinio per i soldatini, ma non è stato abbastanza perché li abbiamo fatti fuori uno dopo l'altro. E ora basta, hai ragione Max, non ci sono antidolorifici qui dentro. Vediamo qual è stata l'ultima lezione. Addirittura possiamo riprodurre, vediamo. CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. Addirittura possiamo andare avanti con le scene, vediamo un po'. Figo. Questo l'abbiamo visto nella favela ragazzi, ve lo ricordate? Serrano, wow, vivo o morto, fighissimo. Maybe this was the new slum king De Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Una specie di condottiero della rivoluzione, questo ragazzone, la polizia li aveva presi bene di mira. Fame at last. C'è Max qui in televisione. Americano, sicurezza privata, ex policia. My illustrious employers, 3 dead and still every chance I'd go 4 for 4. None of this was gonna look good on the resume. Avevano preso di mira Branco, la famiglia Branco e ovviamente colui che li proteggeva. Vedete un po', americano, sicurezza privata, ex poliziotto. Passos che cos'è? Un gorilla senza cervello. Bene, possiamo tornare indietro. Comunque non credo che sia un gorilla senza cervello, Max. Ti ha salvato la vita l'altra volta sul palato, sul tetto. Comunque, altra porta rossa. Porta rossa è sinonimo quindi di rissa e di sangue. Però abbiamo un bel fucilone qui davanti a noi, quindi col cavolo. Salviamo addirittura un bel checkpoint, ragazzi. Ci sarà qualcosa di brutto qui intorno. Vediamo cosa c'è. Guardate che fighe queste porte, eh. Hanno addirittura bisogno della chiave per essere aperte, quelle chiavi magnetiche. Delle luci. Attenzione, se avessi avuto una granata chaff l'avrei tirata. Oh! Wow, ma che fortissimo sto fucile. 2 colpi e è crepato questo stronzo. Ce n'è un altro. Bene, era una specie di tiro al bersaglio, come se Max fosse al poligono di tiro della polizia. Ok, un altro fuori, ce ne sono altri. Eccolo qui. Gli abbiamo tolto solo il cappellino e la maschera da Psicomantis. Eccone un altro. Ai, colpiamolo. Ci vuole uno che ci dica da fuori dal game. Paul! Andiamo e spariamo, tipo tiro al piattello, ragazzi. Ok, ce ne sono altri. Meno male che abbiamo rubato questo fucile. Una bestia, proprio. Guardatelo. Sembra così stupido, così pesante, ma invece è proprio una bomba. Vediamo un po', che cos'è questa? La tesoreria della polizia. Eccolo qui. Montatura Dolce Gabbana te la puoi fare rifare, amico mio, dall'ottico, non ti serve più. Ehi. Ancora rumori. Ehi. Sprecare un colpo di questo fucile è come perdere del denaro, ragazzi. Esci la testina, amico mio. Avanti, non abbiamo tutto il giorno. Ok. Diamo un'occhiata. Che cos'è questo posto? Probabilmente il luogo delle confische. Ancora il tesoro, questo è il cavò, ragazzi. Questo qua che è un berretto verde uscito direttamente da un film di John Rambo. No. Mi sa, ragazzo mio, che non eri nel film di John Rambo. Non saresti stato così stupido. L'armeria. Bella. Chissà se abbiamo un grimaldello per forzare le serrature. Ci sono qua, K47? No. Questa mi piace, ragazzi, una bella 44 Magnum, una pistolina la possiamo anche lasciare. Qua c'è scritto Bull 608, ma io la chiamo 44 Magnum, ragazzi, non mi interessa anche se sbaglio. Prendiamoci, invece di un fucile a pompa, meglio che ci conviene un bel mitra, abbiamo anche tutte le munizioni. E io direi, ragazzi, che siamo giunti al termine di questo altro gameplay, ci siamo divertiti un bel po' all'interno di questa centrale di polizia. Vediamo un po' se possiamo continuare il nostro gameplay nei giorni successivi, magari testare un po' questa bella 44 Magnum. Ovviamente, come al termine di ogni gameplay, vi esorto a lasciare un bel commento, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Quindi magari con un voto, ovviamente con un commento, sulla prestazione, ovviamente su tutto il resto. Mi raccomando, ragazzi, votate e commentate. Ciao a tutti!